ora in onda Potere al Popolo. Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. A noi stiamo a disquisire del nulla, perché 40 anni, 50 anni di buonisti, di progressisti, tutta quella gente lì che vive di ipocrisia ci ha fatto perdere il buon senso. Allora, cosa succedeva? Una volta c'era uno che faceva il bullo, lo si prendeva, gli si dava 4 legnate e quello imparava a vivere. Il ladro veniva preso, messo in galera e se imparava, imparava, altrimenti erano problemi suoi. Una volta in ogni paese, 50-60 anni fa, 100 anni fa, il balordo, perché bene o male le famiglie erano numerose e in mezzo a 5, 6, 7, 8, 10 figli c'era sempre quello sballato e veniva praticamente in un certo senso ripudiato dal resto della comunità. Poi sono arrivati i progressisti, sono arrivati i buonisti, sono arrivati quelli che vogliamoci bene a tutti i costi, è sempre colpa della società. Praticamente ormai noi siamo abituati, o perlomeno una parte importante della nostra società è abituata, e per lei è normale perdonare tutti e giustificare tutti e hanno sempre colpa, è sempre colpa della società. Allora, o riportiamo la barra dritta, oppure saremo destinati a soccombere, perché poi alla fine questi qua, quelli che oggi fanno i bulli, quelli che oggi fanno i maranza, tra 10-15 anni controlleranno, saranno quelli che controlleranno in un certo senso, diventeranno adulti, non saranno più quindicenni, sedicenni arabi o comunque mezzi arabi, e saranno quelli che avranno il lavoro in Italia o comunque magari governeranno anche questo paese e governeranno questo paese secondo le loro leggi, che non sono le leggi che sono state tramandate a noi dai nostri padri, dai nostri nonni. Quindi o svegliamoci o siamo perduti. Ciao Sergio. Grazie a Marco da Mantova e Fantapolitica. Mi sa di no. Ancora il buongiorno, si ritorna in diretta da studio. Sammy Varin, Potere al Popolo, seconda parte della nostra e vostra controinformazione. Tanti messaggi WhatsApp da leggere, da far ascoltare e siete in tantissimi, è vero. Anche Alberto dalla Brianza vuole il famoso film, ormai veramente famoso, Citizen Vigilante, quello censurato in tutta Europa, ma che ci porta a una realtà che c'è anche quest'oggi su tutti i quotidiani: la rabbia, la vendetta, è rabbia, è vendetta, difenderci. Avete capito a cosa mi riferisco? Se non l'avete capito, chiaramente trovate sul sito di Radio Libertà la rassegna stampa andata in onda stamattina dalle 7.30 alle 9.30. Buondì Sammy, l'ultimo DDL sicurezza è sicuramente uno dei più duri e concreti degli ultimi anni. Invito tutti a leggerlo. Vedo che però i nostri continuano a parlare sui media di legge elettorale e altre amenità del genere. Pensaci tu a dargli una svegliata. Grazie. Grazie a te Alberto, ma la svegliata io la do a tutti voi. E come avete sentito questa mattina in rassegna stampa, la legge elettorale sì, ma ne abbiamo parlato per pochi minuti. La mia rassegna stampa è famosa ormai per questo, perché non tratto gli argomenti che trattano tutti, non vi faccio annoiare per ore e ore, e questa fa la differenza, ecco, visto che noi siamo una radio di nicchia. La differenza la facciamo e come. Sito del Corriere, l'apertura, legge elettorale. Via alle dichiarazioni di voto finale. Conte, il governo non mira alla stabilità ma all'inamovibilità. E ricordiamo, ora di questa sera si saprà qualche cosa, se si va avanti col governo oppure no. Intanto i franchi tiratori salgono a quota 50, signori. Com'è possibile? Beh, il peso della rivolta delle deputate. Dalla Chiesa che dichiara non sono un soldatino. Su Repubblica, il voto finale alla Camera, Conte il Quirinale non sarà mai con le oppio, signori, robe pesanti. Siete molto eccitati da questo, ma soprattutto dall'allarme meteo. Tutti sono andati in Sardegna, nel paese che vive a 46 gradi, strade vuote, asili chiusi, le tubature roventi scoppiano. Tranquilli, dovrebbe arrivare un po' di refrigerio, ma dovremmo aspettare il weekend.
Che facciamo? Beh, direi che ci fermiamo per il cui Parlamento solo per qualche minuto. Avremo la deputata Mafioli sulla scuola. Poi una bella canzone di JB, Joe Balluzzo, che risentiamo volentieri su queste frequenze. Il suo nuovo pezzo si chiama Tulipani. E poi naturalmente ancora i vostri messaggi e gli appuntamenti da non scordare targati Lega. Qui Parlamento. Grazie Presidente. Signor Ministro, lei ha recentemente presentato il piano Gli studenti italiani in Europa, improntato a una più strutturata mobilità educativa e formativa nei paesi europei. Posto che oltre all'apprendimento delle lingue straniere, competenza ormai necessaria, i percorsi formativi all'estero offrono ai nostri studenti un'esperienza di vita, arricchente e complementare al loro sviluppo come persone. E tenuto conto anche che, a nostro avviso, uno dei principali punti di forza del piano consiste nell'offrire questa possibilità a tutti gli studenti, anche a coloro le cui famiglie non potrebbero altrimenti affrontarne i costi. Siamo a chiederle quali traiettorie programmatiche il Ministero intenda adottare per la concreta realizzazione del piano e l'attuazione dei numerosi e importanti aspetti che contiene. Grazie. Ascoltiamo la risposta del Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Prego, signor Ministro. Signor Presidente, gentili onorevoli, con il piano Gli studenti italiani in Europa rafforziamo una visione di scuola costituzionale capace di dare opportunità concrete ai nostri giovani. Per noi la vera uguaglianza significa garantire ad ogni ragazzo, indipendentemente dalle condizioni economiche, sociali o territoriali di partenza, la possibilità di sviluppare i propri talenti e costruire il proprio futuro. Per questo abbiamo deciso di investire 420 milioni di euro di fondi strutturali nel più grande programma di formazione linguistica, di modalità e di mobilità educativa internazionale mai realizzato in Italia per gli studenti, pari a ben 7 volte i fondi Erasmus che vengono annualmente investiti. L'obiettivo è offrire ad almeno 150.000 studenti, circa un terzo degli iscritti al quarto anno dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, l'opportunità di vivere un'esperienza di studio e formazione in un paese europeo. Ma il piano va ben oltre il potenziamento linguistico. Gli studenti vivranno un'esperienza formativa immersiva fatta di studio, confronto con sistemi educativi, attività progettuali e occasioni di incontro con il mondo della ricerca, delle istituzioni e delle professioni. Un percorso che contribuirà a formare giovani più consapevoli, aperti al confronto internazionale e pronti a vivere da protagonisti in una società sempre più interconnessa e globale. Accanto a loro saranno coinvolti anche 15.000 docenti con spese di viaggio, vitto e alloggio interamente sostenute dal Ministero e il riconoscimento delle attività aggiuntive affinché questa esperienza produca un effetto stabile sull'innovazione didattica nelle nostre scuole. Tutte le spese per gli studenti ovviamente saranno a carico del Ministero. Non vogliamo che un'esperienza di questo valore resti un privilegio per pochi, ma vogliamo che diventi un'opportunità concreta per chi la merita. Per questo gli studenti saranno individuati dalle scuole sulla base di criteri che considerano merito e ISEE, così da garantire il diritto allo studio e le pari opportunità. Il talento di un ragazzo non deve fermarsi di fronte ad una barriera economica né davanti ad una barriera linguistica. Se oggi non aiutiamo i nostri giovani a superarle, domani limiteremo la loro libertà di scegliere il proprio percorso di studio, di lavoro e di vita. Noi vogliamo fare esattamente l'opposto, allargare gli orizzonti, ampliare le opportunità e rendere più libere le loro scelte. Onorevoli, investire sui nostri ragazzi significa investire sul futuro del nostro paese, significa credere che il talento debba poter emergere ovunque nasca e costruire una scuola capace di valorizzare il merito senza lasciare indietro nessuno. Questa è la traiettoria che il Ministero intende perseguire, sostenere le famiglie, dare ai nostri giovani la possibilità di studiare, confrontarsi, costruire la propria vita e il proprio futuro senza che le condizioni economiche e sociali possano limitarne le opportunità. Grazie. Il piano scolastico agli studenti italiani in Europa avranno una dotazione maggiore di quella dell'Erasmus, dice Valditara.
Grazie signor Ministro, esprimo piena soddisfazione non solo per la sua risposta esaustiva, ma anche per l'illuminato contenuto di questo piano e l'ingente investimento che comporta. Un piano che a nostro avviso ha diversi meriti, concorre, l'abbiamo detto, alla formazione degli individui che devono essere il baricentro, il fulcro delle politiche amministrative e di governo, attua il principio costituzionale di pari opportunità ed essendo un investimento reale sulle persone è anche un investimento sulle nostre comunità, di cui i nostri studenti sono e rappresenteranno certamente il futuro, ma sono già anche il presente, un presente attivo, consapevole, partecipe che merita attenzione e qualità, così come lei peraltro ha fatto, al di là e al di fuori anche del piano, coinvolgendo solo pochi giorni fa 2 rappresentanti delle consulte provinciali studentesche a 2 importantissimi summit promossi dall'UNESCO per individuare le priorità dell'agenda internazionale dell'istruzione oltre il 2030, alla presenza di 28 ministri dell'istruzione provenienti da altrettanti paesi del mondo, un risultato straordinario che merita cittadinanza e merita voce anche in quest'Aula al pari di altre importanti tematiche, un importante percorso di coinvolgimento e soprattutto, aspetto affatto scontato, di ascolto dei giovani, delle loro esigenze per dare risposte reali ed efficaci e non interpretazioni arbitrarie, quando addirittura non strumentalizzazioni. Risultato che ha consentito di valorizzare un inedito e pionieristico modello italiano. Un grande merito suo, signor Ministro, per il quale la ringraziamo. Grazie. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Oggi scelgo di fretta, umore, parlo da solo. Palloncini sul letto, forse non mi perdono. Come tutte le volte, come tutte le volte. Dentro una foresta in fiamme ci bevo su. Monto sui miei castelli in aria e poi guardo giù. Come tutte le volte, come tutte le volte. Ho viaggiato su strade deserte, senza finestre, niente di niente. Conosciuta di gente che parla, senza dire niente. Sarà la pubblicità, fine primo tempo di una storia. Bruciano tutti i pani e noi chissà chi ci capirà. Ci chiameranno strani perché pretendiamo un'altra storia. Bruciano città, ma noi chi pagherà? Bruciano il pano. Dico con silenzio ma sto bene da solo. Scommettiamo che smetto di cambiare chi sono. Come tutte le volte, come tutte le volte. Ho cacciato via i mostri dal letto come rispetto verso me stesso. Salutato, chiamavo per sempre, ma ci penso spesso. Sarà la complicità, un odio a soffrire per la gloria. Bruciano tutti i pani e noi chissà chi ci capirà. Ci chiameranno strani perché pretendiamo un'altra storia. Bruciano città, ma noi chi pagherà? Bruciano tutti i pani, tutti i pani.
chissà chi ci capirà, ci chiameranno strani, perché pretendiamo un'altra storia. Non c'è una città, ma noi che impagherà. Un giorno tu impari, tu impari. Vabbè, ma tu devi smetterla, non posso mai dire i miei pensieri. Io chiudendo gli occhi, ascoltando questa canzone, sono andato indietro nel tempo, quando c'erano i Bee Gees che cantavano in falsetto, e non lo so, mi sono ritrovato lì ed è un qualcosa di molto, molto piacevole tornare a riascoltare Joe Balluzzo con la nuova canzone Tulipani, e lo abbiamo con noi. Ciao Joe! Ciao Sammy, ciao a tutti gli radioascoltatori, che bello essere tornati, grazie per le parole. Sono emozionato, poi Bee Gees, grazie mille. Ma senti, ma è anche è un modo di cantare bellissimo, molto aggraziato, gentile, quello, Joe, di cui abbiamo bisogno oggi, perché anche oggi in rassegna stampa solo terribili notizie, solo brutte situazioni mentali, psicologiche, violenza, per cui ben venga la musica come la tua. Tulipani, signore e signori, lo trovate facilmente su tutti gli store digitali. Tulipani JB, così abbreviato, ma lui è Joe Balluzzo, lo dico bene in modo che chiunque possa ritrovarti. Esatto. C'è un bellissimo video che bisogna assolutamente guardare, perché Joe non è andato a Gorgonzola, a Casapusterlengo, a Trapani, no. Dove hai girato questo video? Raccontaci. Sono arrivato fino in Cina, fino a Shanghai. Ma davvero? Ma è vero? Migliaia di chilometri. Vero, non è nulla di green screen. È che ormai non ci fidiamo più di nulla, Joe. Ormai con l'AI potrei fare tutto, giusto? No, sono andato proprio fisicamente, li ho fatti tutti i chilometri e mi sono girato tutta la città, sia centro e sia nei dintorni. C'è quella parte tutta quanta col giardino, con le spose dietro, che è un po' lontana dal centro della città, quindi ho fatto migliaia di chilometri, ma ne è valsa la pena, a parte esperienza bellissima e poi insomma un video a cui tengo particolarmente. Senti, ma cos'è che dobbiamo imparare da questi? Su cosa siamo indietro? Su tutto? C'è qualcosa che ci insegnano questi? O abbiamo noi da insegnare loro? Allora, c'è sempre, secondo me, da insegnare e sempre da imparare. Io quello che mi porto dietro dalla cultura asiatica, che mi piace molto, che nella cultura occidentale siamo molto individualisti. La cultura asiatica è una cultura molto collettiva, quindi c'è un bene comune che prevale sul bene dell'individuo. E questo secondo me è un po' una forza squadra, che secondo me noi dovremmo un po' rimparare. Noi siamo molto io, e invece lì c'è molto un noi, e quindi c'è un bene comune che ho apprezzato molto. Interessante. Fatto sta, Joe, che anche in questo pezzo tu metti buoni pensieri, una canzone che parla di identità, di ciò che perdiamo quando smettiamo di essere noi stessi. Cosa hai voluto mettere dentro in questo pezzo che, sai, sembra leggero, ma non lo è. Sì, allora, vocalmente, come dicevi tu, ho cercato, io venivo da un disco, io vengo dal soul e dall'R&B, quindi era musica anche molto di impatto anche vocale, no? Quindi il disco precedente era anche bello e anche il singolo precedente era bello forte. Invece con questo volevo proprio raccontare, come dici tu, una leggerezza, perché siamo nell'epoca, secondo me, anche nella musica, in molte cose in cui è tutto quanto omologato, quindi tutti quanti dobbiamo fare le canzoni con lo stampino, dobbiamo dire le cose con lo stampino. Invece Tulipani racconta proprio di essere ognuno col proprio colore, valido tanto quanto il colore dell'altro, e dobbiamo rimanere autentici, non dobbiamo diventare tutti degli stessi colori, non dobbiamo omologarci. Quindi la canzone parla proprio di una non omologazione della propria identità, che possa essere espressa nell'arte, nel lavoro, nell'amicizia, nell'amore, in tutto. Siamo noi stessi, che va bene così, è giusto così. Quindi è quello il messaggio, e mi piaceva dirlo in maniera leggera.
in maniera senza urlarlo, senza violenza, senza forza, proprio un racconto tra me e me. Bravo, bravo, perché davvero oggi la comunicazione, bisogna ammetterlo, è diventata violenza da tutte le parti, non si riesce più a parlare normalmente, si ha paura di non essere ascoltati probabilmente, quindi bisogna stupire, turbare, oddio, quasi quasi non vieni più neanche turbato anche dalle notizie più terribili, ormai ci passi sopra, dici vabbè, tanto è così. Ma perché abbiamo smesso, secondo me, proprio di ascoltarci e quindi poi automaticamente, cioè, ci siamo proprio spenti come esseri umani. Secondo me ormai non facciamo più la fatica di ascolto te, tu ascolti me. Già quando inizia la rabbia io non ti ascolto più perché già penso che quello che mi dirai mi farà arrabbiare, ok? E quindi secondo me dobbiamo un po' recuperare la serenità e l'accettazione di essere come siamo e che l'altro sarà diverso. Ok, ecco, questo anche è un grande messaggio. Come accettiamo noi la nostra diversità, dobbiamo accettare anche il punto di vista dell'altro, accettare quello che l'altro ci proporrà e poi trovare un punto in comune. Trovare la famosa quadra, e hai detto un termine che oggi abbiamo ripetuto più volte in rassegna stampa: rabbia, che è quello che ci contraddistingue ormai in gran parte della giornata. Proviamo rabbia, cerchiamo di giustificarla anche dal punto di vista politico, delle leggi, eccetera. E noi qui in questa radio, dove sai, siamo anche un po' un laboratorio politico, stiamo cercando di capire se è giusto giustificare la rabbia. Ci stiamo parlando ad esempio di quel gioielliere che è stato condannato perché ha sparato dietro ai banditi e ne ha uccisi e ora li deve risarcire. Dove sta la verità? Certamente oggi abbiamo parlato con gli ascoltatori e molti ci hanno detto prova tu a trovarti in una situazione del genere con i ladri che ti picchiano, che erano già venuti l'altro anno, che potrebbero avere preso tua moglie, che fai, non gli spari dietro? È un problemino, mica da ridere, ed è quello che hai detto tu, rabbia. Dobbiamo cercare di contenere la rabbia che ormai trasuda da ogni poro, anche dal punto di vista geopolitico. Vedi Trump, le sue dichiarazioni, eccetera. Joe, c'è bisogno di pensare, È vero, è vero. Sono d'accordo. E se posso aggiungere una cosa a quello che dici, no? secondo me più che contenere la rabbia, secondo me bisognerebbe comprenderla, perché comprendere vuol dire aprire la rabbia come un frutto, tipo un'arancia, e se tu riesci ad aprire l'arancia vedi cosa c'è dentro. Se tu la rabbia la apri, vedi cosa c'è dentro, allora forse la puoi capire di più e la puoi anche dipanare. Okay. Se l'arancia è chiusa in un angolo e quindi non capirai mai che cosa c'è dentro, perché quella rabbia esplode, no? Quindi ecco, secondo me è anche un invito proprio come civiltà, come umanità, a guardarsi dentro. E questo anche tulipani, cioè capire che colore sono, che cosa sono dentro. Capito? Interessante, non aggiungo nulla se non, signori, un altro tassello ai nostri pensieri mattutini. Ascoltate e guardate il video di Tulipani, Joe Balluzzo. Grazie Joe per il tuo apporto. Sammy, e un abbraccio grandissimo. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier. Bravo, mi ha fatto sentire meglio questo Joe. Ascoltatevi Tulipani, che vale davvero la pena. È un pezzo sincero e soprattutto sereno. Appuntamenti da non scordare, targati Lega, ma anche tanti vostri messaggi. Sì, no, lo vogliamo, Vannacci all'interno del centrodestra, chi lo vuole, chi non lo vuole. Sì, ma con accordi. Se entra, lascia in braghe di tela la Marina di Forza Italia, eccetera. Vannacci può non essere simpatico alla Lega, ma se non entra in coalizione perde. Tante cose che fanno pensare, ripeto, a tutti voi che mangiate pane politica, ma anche a coloro che semplicemente stanno cercando di capire dove sta andando questo governo, senza dire parolacce, e soprattutto le leggi che stiamo facendo vanno bene oppure no? Grazie anche a Sergio da Trento che ci ha scritto un bel messaggio. Il problema Vannacci non esisterebbe, scrive Luisa, se chi votava Lega riprendesse a votarla.
Lampedusa, giustamente con i suoi cittadini non ne possono più di clandestini e militari, falso motivo il Nobel, bocciamolo. Oggi sulla Stampa viene intervistato l'ex sindaco. Del Debbio dovrebbe scrivere sul Manifesto, non sulla Verità, e c'è anche un messaggio audio, sentiamo che dice. Ciao Sammy Pietro. Uè. Allora, prima di parlare perdono di qua e di là, bisognerebbe provare a trovarsi in casa i ladri di notte, che ti svegli, magari te ne trovi lì uno o due col coltello, con la pistola, e hai dei figli o dei nipoti. Porco cane. Poi allora si potrà parlare. Ciao. Davvero, vediamo se magari da lassù il presidente ci ascolta e fa la grazia. Fare il ladro comporta dei rischi, come tutti i lavori. Se fosse così facile tutti farebbero ladro, lavori 10 minuti e sei a posto per tutta la vita. Sammy, tu dici volere il generale in coalizione? Se vuoi andare a Palazzo Chigi sei obbligato, altrimenti adios. Poi un altro messaggio audio, ascoltiamolo. Purtroppo questa condanna a Mario Ruggero è un segnale a noi tutti italiani, no? Che i giudici ci mettono sull'attenti per dire attenzione, cercate di non difendervi verso i malviventi. Facendo così dà via libera a più delinquenza, ok? Ecco, quindi siamo veramente messi malissimo con la magistratura italiana, sono schifata, va bene. Abbastanza anche noi. Dico quello che penso, basta parlare di Sannà, basta. Graziella si riferiva alla trasmissione precedente, ma era una replica, lo ricordiamo, perché Giulio Cainarca è in ferie. Prima di lasciarvi qualche appuntamento da non scordare, importantissimo secondo me ricordare che è partita la festa della Lega, quella di Cisano Bergamasco in provincia di Bergamo, che poi è la storica festa di Pontida. Lega Pontida Fest, area feste Cisano Bergamasco, dal 15 al 19 luglio ogni sera grandi ospiti politici e non soltanto, si mangia, si beve, eccetera eccetera. Chi ci segue in diretta lungo il Tevere, Roma, un fiume di cultura, proprio quest'oggi, questa sera, 16 luglio alle ore 20, siamo naturalmente a Roma e si parla della bellissima città di Roma, ma soprattutto appunto di tutto ciò che produce la nostra Italia. Troverete tutto quanto facilmente su Facebook. Ci salutiamo per l'estate, ma chi difende davvero il Made in Italy? Ne parleremo insieme ad alcuni tra i più importanti food creator italiani, produttori agricoli, aziende, istituzioni. Questa sera 16 luglio ore 20 con i saluti istituzionali dell'onorevole Fabrizio Santori. Trovate tutto quanto naturalmente su Facebook. Festa della Lega anche ad Adro in provincia di Brescia. Da domani, signori, grandi ospiti, ma ne sapremo di più certamente nella puntata di domani del Sammy Varin Show, ovvero la rassegna stampa dalle 7:30 alle 9:30 e dalle 11 a mezzogiorno. Grazie a Simone per la regia e a tutti voi. Alla prossima. Avete ascoltato